Le indagini si concentrano su un'auto vista allontanarsi velocemente verso le 18:30 di venerdì dal Censer di Rovigo, dove ha sede il centro vaccinazioni Covid e tamponi dell'ULSS 5 Polesana. Nella tensostruttura d'ingresso i danni sono visibili anche se limitati. Strappata l'asta metallica che tiene in tensione i teli plastificati, danneggiato il montante in ferro che sorregge l'architrave, rovesciati sedie e tavolini. Niente di grave per fortuna, tanto che il centro questa mattina era regolarmente aperto. A indagare sono gli agenti della Digos e della Questura di Rovigo, con i quali il sindaco della città, Edoardo Gaffeo, è in stretto contatto. È chiaramente un atto che fa male a tutti, a tutta la comunità, indipendentemente dalla matrice. Quella verrà accertata nel corso dei prossimi giorni. Però si tratta comunque di un atto gravissimo perché lede un bene pubblico, perché è una lesione anche dal punto di vista simbolico, ad una campagna che ci sta portando fuori dal dramma della pandemia. Nessuna rivendicazione, nessuna scritta, tutte le piste restano aperte e gli investigatori indagano a 360 gradi anche all'interno della galassia Novax. Potrebbe infatti trattarsi di un'azione dimostrativa, ma anche di un atto di vandalismo.